Quinta corsa dall'Arcoveggio, confronto sul miglio categoria F in 10 al via, Violet Sergiti, Plutonio M, Victor Leo, Volori Varco OP, Love Inside in prima fila, Onni Lest, Samajet, Tenor de Luna, Rusada SMS in seconda. Marco Stefani guida Victor Leo in luogo di Paolo Leoni e anche il favorito numero 4 dello schieramento. Macchina che accelera. Stacca in questo momento l'errore di Victor Leo. Numero E 4, così Victor esce di Leo, scena il netto favorito e si porta a condurre Volo Rivarco Pio, perlomeno tenta di farlo su Sergiti. All'esterno veloce anche Love Inside, ma passa Volo Rivarco nei confronti di Sergiti. In terza posizione Love Inside trova posto, mentre all'esterno avanza subito Rusada SMS che in poche battute raggiunge Sergiti e punta dritto sul leader Volo Rivarco OP. Il quarto iniziale veloce comunque, se ne va in 29-2 da parte di Volo Rivarco e Rugiada riesce a ricavarsi spazio alle spalle del battistrada e quindi scende in seconda posizione dopo 450 metri. Sergiti in terza, poi gli altri con tentativo ora all'esterno da parte di Samajet che ha in schiena Tenor de Lune, percorsi esterni anche Violet e Onni Lest. Intanto un minuto praticamente il passaggio agli 800 e se ne va il chilometro completato dalla testa in 1.15.9. Volo Rivarco in testa davanti a Rugiada SMS, all'esterno Samajet con in scia Tenor de Lune, ancora Sergiti, quindi Violet che ha spostato all'esterno. Siamo ora a 400 dalla conclusione, allunga decisamente il leader ma sposta Tenor de Lune in testa ruota. Ha superato Samajet e si profila a ridosso di Volo Rivarco P, a contatto Rugiada, poi Violet, completamento della curva finale, ultimi 200 di gara, con Tenor de Lune che prende sotto tiro Volo Rivarco P, lungo la corda va Rugiada SMS che va in open stretch, a centropista anche Violet, finale con Tenor de Lune che prende il sopravvento, deve vedersela con Rugiada SMS all'interno, battute conclusive sul palo, sulla stessa linea praticamente finiscono Rugiada e Tenor con 29,6 a chiudere, 1,14,9 il ragguaglio al chilometro, 14,4 la retta d'arrivo. Andiamo a rivedere perché Tenor de Lune in vantaggio, ma Rugiada SMS guadagna terreno all'interno sul traguardo. È davvero difficile separare i due che sul palo piombano praticamente sulla stessa linea e foto stretta, ma veramente stretta. Vediamo se il fermo immagine ci aiuta. E il fermo immagine dice che forse Tenor de Lune è riuscito a salvare qualcosa, ma aspettiamo naturalmente perché i due cavalli sono molto vicini. Rivediamo ancora l'arrivo davvero bellissimo fra Tenor de Lune e Rugiada SMS. Impressione che Tenor de Lune ce l'abbia fatta su Rugiada SMS. Terzo posto per Volo Rivarco OP. Aspettate comunque il photo finish.